Il liceo Empedocle oggi in prima linea con le iniziative dedicate proprio alla violenza sulle donne. Sì, il liceo Empedocle vuole essere anche oggi protagonista di una giornata particolarmente intensa e significativa, che è la giornata internazionale per l'eliminazione contro la violenza sulle donne. In particolare oggi avremo due importanti ospiti, la dottoressa Sabina Castiglione di Amnesty International e la dottoressa Lidio Tilotta, vice caporedattore del TG3, impegnata anche per la scrittura recente di un libro proprio sulle condizioni della donna in Africa, insieme con la dottoressa Cristina Fazzi, che interverrà in videoconferenza. Siamo molto contenti di questa giornata che i nostri alunni hanno arricchito proprio attraverso intanto un approfondimento che è andato sui banchi di scuola per molti mesi e continuerà, perché questa tematica non può essere relegata soltanto alla giornata odierna, ma poi hanno anche arricchito con delle creazioni come il lenzuolo appunto contro la violenza sulle donne, che è proprio esposto in Aula Magna, la sede del nostro convegno di oggi, e con anche interpretazioni di opere sia musicali che classiche proprio inerenti al tema. Quindi diciamo che l'orientamento al contrasto e alla prevenzione alla violenza di genere parte certamente dai banchi di scuola, che un po' ritorna anche il tema dell'educazione all'affettività e alle relazioni, tanto caro al Ministero dell'Istruzione, e che certamente la nostra scuola porta avanti già da molti anni proprio come educazione alla convivenza civile, perché quando si parla dell'omicidio di una donna o femminicidio si parla di violenza, e la violenza va sempre contrastata per tutte le forme, per tutte le età e per tutti i generi. Non di meno anche il problema del bullismo a questo proposito, quindi condanniamo la violenza su tutti i livelli. Oggi ricordiamo in particolar modo le donne e quindi ci sentiamo vicini a loro in quanto donne anche noi, anche per l'importante tematica, però è chiaro che la scuola si erge sempre contro ogni tipo di violenza e la combatte partendo soprattutto dai nostri studenti. Ecco, la sua testimonianza come rappresentante di Amnesty International ai ragazzi del liceo Empedocle di oggi. Sì, noi come Amnesty siamo sempre stati e siamo sempre in primo piano nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne, in modo particolare nei confronti delle donne perché le donne subiscono più di tutti, in qualsiasi condizione di crisi, nelle guerre, nei conflitti, nelle carestie. La condizione della donna è sempre quella più a rischio. Il nostro impegno è un impegno continuo, un impegno di tutti i giorni, perché i diritti delle donne ovviamente si inseriscono nel quadro più ampio dei diritti umani. È importante esserci tutti i giorni, perché purtroppo il fenomeno della violenza è un fenomeno ampio, diffuso, che non conosce confini, possiamo dire, che sia pure in modo diverso si realizza in tutto il mondo, ovviamente in forme e misure diverse. E quindi Amnesty ha fatto delle campagne specifiche come Mai più violenza sulle donne di alcuni anni fa, ma la nostra presenza è sempre attiva, possiamo dire, è vigile, è impegnata. La mia presenza qui riveste soprattutto l'importanza di rendere consapevoli i giovani, sempre più consapevoli, perché sono loro che stanno costruendo il loro futuro e il futuro dell'umanità, e quindi acquistare consapevolezza dei problemi che ci sono e delle violazioni dei diritti che avvengono purtroppo dappertutto è un primo passo per cercare di agire nella direzione giusta. Parliamo di questa iniziativa al liceo Empedocle, dove lei sarà la sua testimonial. Cosa dirà ai ragazzi, il senso della sua narrazione? Il senso della narrazione è che proviamo a uscire un po' dalle nostre bolle, dalle nostre comfort zone, per andare nell'altra parte del mondo, per andare in Africa, a conoscere un'esperienza straordinaria che è quella di Cristina Fazzi, donna, medico di Enna, che vive da 23 anni nello Zambia portando avanti dei progetti davvero straordinari, perché nascono dal basso e con un'idea dell'aiutiamoli a casa loro davvero particolare, cioè che mira appunto ad offrire strumenti e non beni
alle popolazioni che stanno cercando di combattere anche in questo 2023 la fame, perché in Zambia i bambini continuano a morire di fame, la situazione in alcune aree del paese, bisogna dirlo, non è assolutamente una delle migliori. Quindi proveremo a fare un ragionamento insieme, proveremo a fare un viaggio insieme per conoscere un'altra realtà e per capire perché alcune cose avvengono e quanto ci sia anche di nostra responsabilità in tutto questo. Noi siamo vicini a queste donne, allora qui il problema è capire di cosa parliamo, perché sia che parliamo dell'Italia e quindi oggi della giornata della lotta contro la violenza contro le donne, parliamo però di realtà e di situazioni in cui noi o impariamo che dobbiamo avere un'altra cultura o impariamo che c'è bisogno di agire sin dalle scuole elementari per educare sentimentalmente, educare i sentimenti, ecco, che è la cosa più importante, e quindi dobbiamo scardinare il concetto di possesso, dobbiamo scardinare un concetto che è appunto di amore malato, ma non è amore, ecco, neanche così si può definire, e questo vale a 360 gradi e vale ovunque, non è un problema di paesi o di realtà. Dopodiché, per esempio, Cristina nei progetti che fa in Zambia ha pensato a quelli che sono i bisogni. Un esempio per tutti, la realizzazione dei mother shelter, che sono dei luoghi in cui queste donne che dalla foresta per raggiungere l'ospedale spesso partoriscono per strada, vengono invece accolte 10 giorni prima della data presunta del parto per poter stare in tranquillità e vivere anche loro la maternità in tranquillità, visto che lì si continua a morire anche di parto. Ma il sostegno è un sostegno multiplo, perché ad esempio Cristina fa dei progetti che servono a far dire alle ragazze io non ci sto, cioè impariamo a dire no ai ragazzi che considerano normale poter stare con le ragazze anche se il consenso magari non c'è o è un consenso non dato. Quindi ci sono tante e tante cose sulle quali intervenire qui in Sicilia, così come in Zambia, così come in ogni angolo del mondo, per abbattere delle barriere che ancora sono troppo forti. Il problema